Ieri ne abbiamo sicuramente prodotte più di 300 e sono andate tutte a segno. Oggi siamo già a una produzione di 500 e così faremo nei giorni a venire. La contabilità è in continuo aggiornamento, con l'ULSS 1 Dolomiti, che ha appena ricevuto il lotto settimanale, nel solo pomeriggio, sera di mercoledì, ha vaccinato 264 persone, principalmente operatori degli ospedali di Agordo, Feltre e Belluno, ma anche 108 lavoratori e ospiti di case di riposo. È il caso di quelle di Belluno e Arsier. Si procede quindi a tamburo battente anche grazie alle nuove indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Che AIFA ci abbia consentito di utilizzare a pieno il contenuto del flaconcino per preparare non 5 ma 6 dosi è una cosa sicuramente che in una previsione già buona ci ha dato quella possibilità in più, insomma, ecco, che possiamo dire che è benedetta. Un appuntamento importante già fissato per il fine settimana. Domenica 3 gennaio faremo sul serio, dalle 8:30 alle 17:30. Abbiamo invitato a vaccinazione tutti i medici di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, i medici della Guardia Medica, i medici delle USCA, quindi in qualche modo tutti i medici che lavorano sul territorio. Dati alla mano, questo è il cronoprogramma per gennaio tra le Dolomiti. Man mano che riceveremo le dosi previste, circa 2.300-2.400 ogni settimana per arrivare alle oltre 3.000 di fine gennaio, proseguiremo con la campagna.